Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati in diretta da Orgosolo. Ancora una volta accendiamo le nostre telecamere per raccontarvi un passaggio di fede e di tradizione. La festa in onore dei santi Pietro e Paolo, la processione lungo le vie del paese questo pomeriggio e ora la rassegna che riguarda le tradizioni popolari della nostra isola. Ancora una volta una comunità che ci accoglie in modo ospitale è la Leva del 1989 che si è rimboccata le maniche e si è impegnata davvero tanto per far sì che questa festa potesse uscire nel modo migliore possibile. Era il 21 giugno del 1919 quando nasceva qui a Orgosolo Antonia Mesina. Fu battezzata proprio nella chiesa di San Pietro. Il 17 maggio del 1935 Antonia, subito dopo la messa, si recò nel bosco per raccogliere della legna. È proprio in quella circostanza che un giovane cercò di strapparle un rapporto d'amore. Lei si oppose e il giovane, vista la rinuncia, la massacrò a colpi di pietra. Il 19 maggio del 1935 ci furono i funerali di Antonia Mesina e dopo tanto dolore e quel momento di tristezza era il 1987 quando Papa Giovanni la proclamò beata. Una comunità che ovviamente porta avanti la storia di Antonia Mesina, che la sente dentro, non solo però la comunità di Orgosolo, perché tutta la Sardegna si affida in qualche modo alla beata Antonia Mesina. E la formazione che vedete alle mie spalle, composta da giovani, ha deciso di muoversi attraverso il mondo delle tradizioni popolari, dando voce e facendosi accompagnare proprio sotto il suo nome. L'applauso e il saluto per i ragazzi del gruppo folk Antonia Mesina di Orgosolo. Bentrovati ragazzi, è davvero un piacere ovviamente vedervi su questo palcoscenico, l'abito tradizionale di questa comunità che rappresenta in qualche modo i colori più belli della nostra isola nel mondo. Giovanni Antonio Uselli, solo 14 anni, già con il suo organetto si muove in modo spedito e pronto per intrecciare in questo caso su ballo e Zio Antonanzelu, e quindi un passaggio tradizionale appunto di Zio Antonanzelu, e a seguire su Passu Torrau. Buona festa a tutti, rimanete collegati con noi perché da qui, da Orgosolo, festeggeremo ancora una volta quello che è il sapere più bello, la Sardegna che ci piace raccontare, la Sardegna che ci piace vivere. L'applauso per il gruppo folk Antonia Mesina di Orgosolo.
Applausi a scena aperta per questa formazione che ha danzato il ritmo di ballo, dando ancora una volta viva a quella che è la tradizione più autentica. Grazie a Giovanni Antonio. Facciamo una cosa: se tu intrecci ancora un paio di suoni, loro hanno la possibilità non solo di darci la possibilità, in questo caso, di apprezzare ancora una volta l'abito tradizionale, ma di salutarci al ritmo di ballo. Grazie ancora al gruppo folk Antonia Mesina di Orgosolo. Antonio Sorgentone quest'anno ha vinto la finale d'Italia's Got Talent. Loro non erano in gara, però tutta la Sardegna in qualche modo ha fatto il tifo per loro, perché quando sono saliti su quel palcoscenico, quando si sono accese quelle telecamere, è stato proiettato davvero un messaggio molto importante, che è quello che riguarda il valore delle nostre tradizioni. E loro hanno intrecciato i versi di un canto per aprire poi appunto alla melodia di Sorgentone. Sto parlando degli amici di Orosei, che ancora una volta davvero ritrovano un passaggio nel canto della tradizione e danno forza a un'antica memoria. L'applauso per il tenore Surimedio di Orosei. Bentrovati ragazzi, una stagione davvero importante e brillante. Ciao Paolo, per voi, perché sono tante le trasferte che ovviamente vi vedono protagonisti in diverse parti del mondo e in qualche modo si raggiunge davvero l'obiettivo che loro si sono dati. È vero, sono giovanissimi, hanno ancora tantissima strada da percorrere, ma quando indossate quest'abito tradizionale volete dare forza al vostro paese, volete dare forza a quel modulo di canto che nel vostro paese si respira da sempre e soprattutto volete dare forza all'intera Sardegna. Ma Italia's Got Talent, qual è l'emozione che avete vissuto? Beh, le emozioni sono state tante. Certo, non si vede tutti i giorni un gruppo a tenore in un programma così. Per noi è stata un po' una sorpresa, però alla fine è andata bene, anzi anche meglio delle aspettative. E quindi ora godiamo un pochettino di questa freschezza che ci ha dato Italia's Got Talent e che penso l'abbia data a tutta la Sardegna. Assolutamente sì. Poi Paolo, come sapete bene, Orgosolo è terra di canto a tenore e vogliamo sentirvi ancora una volta cantare, quindi immagino che l'emozione anche in questo centro della nostra isola per voi sia davvero tanta. Però partiamo subito con un applauso, gli amici di Orosei, tenore Surimedio.
si vediamo dovete indevorare, commenta parità, sermo di andare corsaro in terranzena, però una bella mi va che del ladrone si vediamo commenta pare dello anello da sermo Roselena di andare cosa una bella mi va che ladrone tanto mi dio antarello e lo puro in reione de tenerone Elena e mano mia tanto mi dio vantare con reione de tener un'Elena in mano Colomba adesso tu pensamento non ne posso un istante riposare, se durare per me dai anno schento, mai de te minna per menticare. Dello, e a dell'are, cando su coro, ballata su dillo, millu, cusse s'amore, milla sa bella cosa e in intre su coro, pro sempre ma bettar dello, e a dell'are, cando de ottinar ieri e nara macchia che resa sposo arzia su che zo serene e donoso e nara sorridente che a tie dello e a Brammar de coro volan che su vento passen in oro se vedda mia dell'oro doi a dell'are a dell'aro dom. Grazie.
Saerás os tesoros de Solanda, quinto tus navíos en Canta si Spagna de comanda contra America So balle d'oroseino, balla la passo tortorino, balla la passo tortorino, balla la passo tortorino, so balle d'oroseino, balla la passo tortorino, balla la passo tortorino, so balle d'oroseino, ballate, 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 oh ballate, 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 oh ballate, faghe penne, gusta vesta burone, balla, 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 ballate, 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 bonde, so balletto rose, so balletto rose, che su menzurdesimo, candolo ballate, no, candolo ballate, non so balletto rose, so balletto rose, no, balla la passo torturin, balla la pa. Balla la passo torturine che su mezzo de sonde se lo balla sade no se lo balla sade non deo pur me ai deo pur me dinne brate de Santonico e proleva che non nasconde a sarfizza le mari oi a sarfizza le marine doloro doro doro sì doloro doro doro sì ballate, ballate, oh ballate, ballate, oh ballate, ballate, oh ballate, oh ballate, ballate, bonde, so balletto torturine, so balletto torturine, ballate, ballate, oh grazie. Il canto a tenore protagonista in questa serata, complimenti a voi ragazzi, vi faccio fare ancora un applauso dalla comunità di Orgosolo, l'applauso per questi giovani che intrecciano le voci e ovviamente proseguono il loro cammino. In bocca al lupo davvero, grazie mille. Noi proseguiamo con il nostro viaggio in Sardegna, come vedete dall'altra parte del palco con la sua fisarmonica è già pronto un altro amico, in questo caso che intreccia davvero i suoni in tutta la Sardegna. E quando suona la sua di fisarmonica, facciamo un applauso a Ireneo Massida che è pronto con la sua fisarmonica per intrecciare ancora una volta i suoni di una Sardegna che si racconta attraverso il ballo. E come dicevo prima, il nostro sarà un viaggio in Sardegna, andremo da una parte all'altra dell'isola e da Orosei in qualche modo ci trasferiamo oggi nel sud della nostra isola. Andiamo nel paese dei Cedri, Villa Cidro che si racconta attraverso alcune particolarità, la cascata di Saspendula che ha ispirato Gabriele D'Annunzio proprio nel suo viaggio a Villa Cidro, una formazione che nasce nel 1975, che al suo interno conta oltre 60 soci e che ovviamente vuole valorizzare attraverso le tradizioni il suo centro di provenienza. L'applauso per il gruppo folk Città di Villa Cidro. Bentrovati anche a voi, avete fatto
un po' di chilometri oggi per raggiungerci, ma volevamo fare festa con voi anche perché il comitato del 1989 vi ha fortemente voluto e in qualche modo rappresentate quelli che sono i balli del Campidano, quindi abbiamo un ampio ventaglio di rappresentazioni che potremo ammirare questa sera. Ireneo l'abbiamo già salutato, i balli che loro ci proporranno sono su Passu e Trese e su Ballu Sartiau. L'applauso per gli amici del gruppo Folk Città di Villacidro.
Gruppo Folk Città di Villacidro, protagonisti dei festeggiamenti in onore di San Paolo e San Pietro qui a Orgosolo. Ireneo Massida li ha accompagnati con la sua fisarmonica. Ireneo, puoi trappuntare ancora una volta di note il passaggio degli amici di Villacidro che salutiamo con questo applauso. Grazie anche a te Ireneo che ancora una volta hai dettato i suoni con la tua fisarmonica. La prima testimonianza che riguarda il ballo sardo è del 1552, quando si vietava ai sardi di ballare all'interno delle chiese. Ovviamente i divieti non hanno inficiato in qualche modo rispetto alla voglia del popolo di quest'isola di portare avanti le sue tradizioni popolari, e oggi per fortuna ci sono diverse associazioni culturali che producono in questo senso davvero un patrimonio ricco di storia e di tradizioni. La prossima formazione nasce nel 1962. Hanno costruito in questi anni davvero un patrimonio ricco di quelle che sono esperienze non solo conservatrici ma anche di apertura verso il futuro. Loro rappresentano in qualche modo l'eleganza nella tradizione, una storia che si ripete in quella città che ovviamente raccoglie il patrimonio di tutta un'isola. Da Nuoro, gli amici del gruppo folk Ortobene. Bentrovati anche a voi, formazione storica di questa città. E quando si parla di una formazione che da una parte guarda alla storia con rispetto e che dall'altra apre al futuro, lo si vede il risultato quando si affida la conduzione dei suoni a un giovane, a un ragazzo che nonostante appunto la sua giovanissima età viene incaricato di una responsabilità importante. Giovanni Mariani, ben trovato anche a te. Ballutundu e Sudillu ovviamente sono i balli che loro ancora una volta rappresenteranno sulla scena, quella che è una tradizione che non solo si rappresenta attraverso il ballo, ma una tradizione che la si indossa tutti i giorni. Ancora un applauso per gli amici di Nuoro, gruppo folk Ortobene.
Il Monte Orthobene protegge la città di Nuoro, domina questo centro della nostra isola e dal 1962 accompagna questa formazione, anche qui quasi in senso di protezione. Vi facciamo ancora un bel applauso agli amici del gruppo folk Orthobene di Nuoro. Giovanni, puoi suonare tranquillo in modo tale da poter scandire l'uscita di un'altra formazione protagonista qui a Orgosolo. E noi proseguiamo nel nostro viaggio, ma prima c'è una piccola comunicazione di servizio. Qualcuno di voi deve aver perso un cellulare Huawei azzurro, se non ricordo male, quindi controllate in modo tale da poterlo non perdere ma recuperare qua. Biti è uno dei centri più importanti della Barbagia settentrionale, un paese che si può raccontare attraverso la sua storia, attraverso le emergenze archeologiche, ad esempio il villaggio nuragico di Romanzesu, e poi attraverso gli scritti del Valeri della prima metà dell'Ottocento si ha la possibilità di scoprire come i bittesi vivevano le feste. Il Valeri trapunta i passaggi che riguardano il ballo e i canti. Poi ci sono delle figure storiche che hanno caratterizzato non solo questo centro dell'isola, ma tutta la Sardegna. Michelangelo Pira, Giorgio Asproni. Ma quando si parla di Biti non si parla solo di storia, di archeologia e di personaggi illustri. Si parla anche di un canto che attraverso le formazioni storiche di questo paese ha fatto il giro del mondo. E c'è un futuro che guarda oltre, perché i giovani di questo paese con responsabilità, con impegno e soprattutto con quella determinazione che si legge nei loro sguardi stanno portando avanti un discorso davvero importante che riguarda il canto a tenore. Loro sono guardati da tutti con attenzione e anche con ammirazione, perché quando si riuniscono e quando fanno dialogare le loro voci riescono sempre non solo a dettare da una parte quelli che sono i versi di una poesia, ma riescono davvero a farci vivere la Sardegna in bianco e nero. Gli amici del tenore Vizzichesu di Bitti. Bentrovati anche a voi, protagonisti dei festeggiamenti qui a Orgosolo, ci raggiungono in maniera spedita e anche loro non vedono l'ora di
di intrecciare i canti, le voci, perché qua a Orgosolo, terra di canto a tenore, l'ascolto ovviamente è sempre più attento e più importante. Mario, tu sei pronto per ovviamente dettare in qualche modo la linea melodica. Io spengo in questo caso le parole perché la presentazione più bella sono capaci in questo caso di farsela da solo attraverso il canto. L'applauso per gli amici di Bitti, tenore Vizzichesu. Son che seta pettinata, soschitta dornan in testa Francisca. Tu è su cora su tu lure frisca, solo canno mi dà una mirada. Damas con terreinas e marquesa, son convintas que las superadas. Sallara sono de diverso colore, ardente son de preta marmarina. Non si che a me e a ti tenere volte onore, che a me e a ti tenere volte chi non la tu ti chi la Sallara sono de diverso colore, ardente son de preta marmarina. Os ardentes non si
chi non la permette. Tu e me ti chi la Damas con terreinas en marquesas qui las ha superadas son convintas. Qui las Si scrittore ipistado, taia compilado, un romanzo samanzoniana, un romanzo taia compilado, taia compilado, taia compilado, un romanzo in solo Maramun,
ma si si ma l'amore, ma si si ma l'amore, ma si si ma l'amore, ma si si ma l'amore. A cantare sa bambina, si ti ha messo sovrano, si ti ha messo sovrano. A cantare Mara bimara era mara bimara e ti resta nostra e ti brame che sa Vi faccio fare ancora un bel applauso, tenore Vizzichesu, Bitti protagonista. Mario, rimani e rimanete qua al centro del palco perché con te volevo ringraziare ancora una volta il comitato. 1989, hai respirato sicuramente anche tu quell'accoglienza offerta in maniera sincera, in maniera del tutto naturale e mai dovuta. Giovani che hanno organizzato davvero una bella festa. Sì, infatti ci teniamo a ringraziare tutto il comitato e volevo sottolineare ancora una volta che paesi come Orgosolo diciamo che inseriscono una certa tensione nel gruppo di canto a tenore perché ci fa sempre piacere cantare molto bene dappertutto, però nei paesi dove ancora la tradizione è ben radicata diciamo che c'è un surplus di attenzione, ecco, e di aspettativa in più. Io ho visto in piazza, è un'attenzione del tutto particolare, ma siete bravi non perché lo dico io, perché lo dicono gli estimatori e i cultori del canto. Grazie ancora agli amici del tenore Vizzichesu, Bitti, giovani di talento che portano alto il nome delle nostre tradizioni. Il poeta Sebastiano Satta li aveva descritti come gli azimati dorgalesi,
per l'eleganza del ballo, per il rispetto nell'indossare l'abito tradizionale. E da una parte con loro abbiamo la possibilità di trovare attraverso le note dell'organetto un maestro di questo strumento, anche in questo caso non perché lo dico io, ma perché sono i veri cultori di questo strumento a riconoscere in lui un punto di riferimento per tutti i giovani che vogliono imbracciare l'organetto e portare avanti i suoni di quest'isola. E dall'altra una formazione che da anni viaggia nel mondo delle tradizioni popolari sotto la guida di Tonino Spanu, e poi questi giovani che davvero, come dicevo prima, indossano queste tradizioni e lo fanno con quel rispetto che si deve alle tradizioni popolari della nostra isola. L'applauso per il gruppo folk Tiscali di Dorgali. Ecco che ci raggiungono anche loro sul palcoscenico, sono pronti a danzare e a farci rivivere quella che è la magia di un altro centro che si racconta non solo per quel mare azzurro e quel verde che riguarda uno scenario naturalistico di tutto rispetto. Una formazione che da anni viaggia e rappresenta questa formazione e soprattutto questo territorio nel modo più bello. Loro intrecciano i suoni portando nel cuore il ricordo di un ragazzo che faceva parte di questa formazione. Quando si parla di Dorgali si parla di quei maestri artigiani che fanno grande questo paese, e lui in qualche modo raccontava e scriveva parte della storia di Dorgali perché era un artigiano, era un coltellinaio. Da qualche anno Gianfranco non c'è più, ma loro lo portano sempre nel cuore, e il 13 luglio dedicheranno ancora una volta a lui un memorial e la mostra del coltello, quindi siete tutti invitati davvero a partecipare. Io vi faccio già un bel applauso già sulla spinta di questa emozione. Benvenuti qui a Orgosolo, pronti per intrecciare, come dicevo prima, i suoni del ballo. E il maestro di questo organetto, ovviamente lo salutiamo anche in questo caso con un bel applauso. Torre De Lusso, ben trovato anche a te, non vede l'ora di intrecciare in questo caso il suono del mantice e della tastiera. Ballu e Schina e Ballu de Tres Passos, gli amici del gruppo folk Tiscali di Dorgali.
gruppo folk Tiscali di Dorgali, io farei così. Tore De Lusso ancora il suo organetto in mano. Tore, ballo ischina antico, cosa ne dici? Voi siete d'accordo? Sì? Perfetto, allora ci lasciamo nel modo più bello, l'eleganza del ballo e soprattutto il rispetto nella tradizione. Dorgali, gruppo folk Tiscali. Grazie ancora agli amici del gruppo folk Tiscali di Dorgali. Potete lasciare sull'onda di un altro applauso questo palcoscenico, protagonisti della festa qui a Orgosolo in onore dei santi Pietro e Paolo.
ovviamente un grazie di cuore anche a Torre De Lusso, che ancora una volta ha scandito i suoni di una Sardegna bella, di una Sardegna che ci piace raccontare, di una Sardegna che vive di musica. Noi andiamo avanti con il nostro percorso, ma mentre fino ad ora avete rivolto lo sguardo su questo palcoscenico, vogliamo intrecciare i suoni di un organetto per far ballare la piazza. Io vorrei vicino a me, su questo palcoscenico, un altro amico di Sardegna. Il suo organetto fa ballare diverse piazze della nostra isola e lui indossa la maglietta gialla, la maglietta della Leva, perché dovete sapere che la Leva che organizza è quella del 1989, con il supporto però delle leve del 1959, del 69, del 79, ovviamente l'89 e poi il 99. Nicola Goddi, vieni qua vicino a me al centro del palco, vieni un secondo, lascia il tuo organetto prima di dedicarci questo ballo qua per la piazza. Abbiamo raccontato più o meno come si svolge qua l'organizzazione, giovani, lo dicevo prima, che si sono rimboccati le maniche e hanno vissuto questa festa, e ovviamente gli aspetta adesso anche un percorso che vede protagonisti altre feste, con tanto impegno, con quella dedizione, con quell'entusiasmo e soprattutto con quel rigore che si è letto anche quando hanno fatto la processione. Attenti, erano tutti presenti e poi non ti fanno mancare davvero niente. E tu sei un componente non di quella leva, però di un'altra che va a supporto. Io aiuto e ho dedicato il mio anno alla leva dell'89, ma l'ho dato non per la leva ma per tutto il paese, perché è giusto dare una mano. Quindi è così. Grazie Nicola, parole dette con il cuore. Lui vuole andare a prendere il suo organetto perché vuole farvi ballare. Io invece vorrei Antonello Sio qua sul palco, se mi raggiunge così al volo il presidente della leva del 1989. Voi non avete idea, o forse sì, gli orgolesi hanno idea, lo dico per gli amici che ci seguono in diretta, di tutto quello che non hanno fatto questi ragazzi. Quando parlavo dell'ospitalità davvero si respira un clima tra amici e quindi una festa dove ci si sente parte di un percorso che riguarda la fede e la tradizione. Antonello non lo vedo in questo momento, magari lo prendo al volo nella prossima parte. Nicola, a te il piacere di dedicarci un ballo, quello che vuoi, e voi mi raccomando ballate qui in piazza Orgosolo, sempre in diretta con la Sardegna che ci emoziona.
La Sardegna che balla a Orgosolo in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo, grazie a Nicola Goddi che ritroviamo tra poco, così ci regaliamo un altro bellissimo vortice di un ballo qui al centro della nostra piazza. Ma noi andiamo avanti con il nostro viaggio e dopo aver visitato vari paesi della Sardegna approdiamo ancora una volta e torniamo qui a Orgosolo. Il libro delle tradizioni popolari della Sardegna è tutto da leggere e da sfogliare e ci sono dei protagonisti che hanno contribuito a scrivere parte delle tradizioni della nostra storia, della storia della Sardegna. Il canto a tenore è stato riconosciuto dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità e Zio Nicola di Orgosolo, attraverso la sua voce, attraverso i suoi insegnamenti, è stato un protagonista di quel libro che ha scritto davvero tante pagine di storia. Loro rappresentano la formazione che ha cantato con lui per 23 anni, utilizzano la voce come strumento del cuore per dettare delle emozioni che fanno vibrare, in questo caso letteralmente, quelli che sono i versi di una poesia. E quando le loro voci si intrecciano riescono a raccontare una Sardegna in bianco e nero che ci piace rivivere attraverso la nostra memoria storica. Qui a Orgosolo l'applauso per il tenore Untanavona. Bentrovati anche a voi, ancora una volta protagonisti sulla scena di tanti palcoscenici che ovviamente portano alto il nome del canto di questa comunità in tutto il mondo. L'abito tradizionale e, come dicevo prima, quelle voci che identificano un percorso che va oltre il canto. La voce come strumento del cuore e della mente per tracciare un percorso che parla di Sardegna. Io vi lascio in compagnia di amici che conoscete ovviamente molto bene, ma che ogni volta attraverso un canto nuovo riescono a rinnovare quella forma poetica che ovviamente è sempre nuova e soprattutto è sempre attuale. L'applauso per il tenore Untanavona, Orgosolo. Imbesiada predusen naskidu
vis povere umile In Galilea incontra su Signore e confide di se ai unido Paulo da Tarso está rivido de cristiano orfis persecutore, se poi diventato un oratore, discepolo modello e beneido. Invesiada predus e nascido, vis povere umile vis povere in Galilea incontra su Signore e confide di se ai suoi e confide di se Paulo da Tarso está rivido de cristiano orfis persecutore, de cristiano orfis es poi diventato un oratore, discepolo modello discepolo Paolo è perduta saltare oe, accusta gente chi vos ha pregado, gracia rendide a pia, queréis oro e a saleva de 89 chi a cantare nos han invitato, ringrazio e saludo da e coro saleva de 89 chi a cantare nos han invitato, ringrazio e saludo
ringrazio e saluto a paesanos e a sos estranzos un caro saludo a todo canto Grazie. Saluto a tutti. Hemos un ringraziamento a Saleva del 89, nos ha dato questo bell'onore a andare a Sant'Uperti. Ora possiamo una poesia di Giuseppe Moro. Este è un dialogo tra su babbe e Saizza. Abbiamo un anzu a Strupulonga e quindi non abbiamo tempo. Ascoltiamo questa poesia. Intende vida amada como quisemos solos y sin stanza, su quita demandado, creo que luego nos casa Casi la has practicado, observador y pinto, iluminado. Babbo me estimado, digno de discultare ed obbedire, prosughi immaginado, scusate non posso acconsentire, ne bordo una ia, chi non la può nessuna simpatia, chi non la può nessuna simpatia. Iza procale vine, disesi in questo modo protestada, contra de gusto mine, sende che vina stropuse spagada, grazie a che venido, andas a denegare su partido, andas a denegare su partido. Vine babbo meu, bolla può palesare prontamente, esca estropuveu, mancari sia ricco e possidente, e canola pogenio, non mi luleo prateru convenio, non mi luleo prateru convenio. Pensa chi sa ricchezza e sempre sa chi vaghe e disfaghe, non mire sa bellezza che bene die chi ti dispiaghe, e pro sa simpatia avrasti mascando se sa penitia, avrasti mascando se sa penitia. Ando ba simpatia,
paren con solo sordo los hermanos. Casa buona armonia, muda d'incontentesa sos afannos. Ma si non va di stima, passan sardi, er frastima, brastima. Passan sardi, er frastima, brastima. Esistima, candes tu no partido presidente, pare gaia sa prima, cano las a contatto frequente, pero che in su trattare las abides che venisi alla mare, las abides che venisi alla mare. Uno è scontento, come ne mai sa da contentare, capro su trattamento e scasuraru istima lileare. Babbo bos pare d'utile, però custo tentare sto tu inutile, però custo tentare sto tu inutile. Miki pro meu pare, custo guinaras tu e no assunto. Aspago itelinarre, scano er feu manco, acu su E poi sa ricchezza che rimedia tutto, sa Grazie. Ma io sono una po' di ballo. Oh simpatica Maria, chi te ser manzane sera, tu cantas a carrera, pones tu in armonia, pones tu in armonia. Esuquito manzano da esuquito manzano sia da usto del nardo dice desi su telardo e cullizera mano e cullizera mano e cullizera mano. Spola lugenti scude, si spola lugenti scude, se vortardo bassa gassa, chi intanta le strese trassa, noisco commenta cude, noisco commenta cude. Ti sospedes un pare, batti sospedes un pare, chi ritmo delicado, in su pettina afilado, va che sa strammas passare, va che sa strammas passare. Pesarda in tanto, di pesarda in tanto, da su trivaglio bello e canta su un modello, un delizioso canto, un delizioso canto. Melodiosa oge, chi ti esi dai coro, tene tintin de oro, chi briupone di noghe, chi briupone di noghe. Si
deri discontento, passi deri discontento, o tristo camminatore, pro calmare su dolore, pari in un momento, pari in un momento. Intenderà Maria, pro intenderà Maria, cusu mille tesidora, chi da e da in ora, tanta cara melodia, tanta cara melodia, tanta cara melodia. Simpática María, oh simpática María, quites el manzanera, tú cantas agarré, la pones tú en armonía, pones tú en armonía, pones tú en armonía. Esa tardu genovesu, Lugiu che si scultore incidente esa luna. Esa tardu genovesu chieva che s'amore la perde esa fortuna como capo compreso. Sappiata in bosa passita na Pilatu ogni orta udie. Sappiata in bosa mamma tua da fatto pro incantare a mie palma deliziosa. O santo predu da sotto altare, sa benedizione santa e buona, mande s'accusta gente tutto un pare, mande s'accusta gente tutto un pare. Si arde sul lievo in su penare, in sos peccados assolve perdona, e cantar bene y tutto tu canto, bestias cosas piantas e gente, bestias cosas piantas e gente. E a su donuto più santo, a comitato e a presidente, a Sabamigli soro a tere tanto, carino vadan sabe sta presente, carino vadan sabe sta presente. Ringraziende so riconoscente, Camazzis preferido e iscurtado, e sia in sos errores perdonado, capo de bronta bois comitido, capo de bronta bois comitido. Ma su chi no irbagliano è nascido, da quando gusto mondo ad esistenza, e buonanotte e buona permanenza, e buonanotte e buona permanenza. Grazie. Grazie e buonanotte a Medasannos a festeggiare a Santo Puerto. Vi chiedo di rimanere un secondo sul palco qui con me perché, a parte salutarvi, ovviamente ringraziarvi e farvi i miei complimenti, volevo annunciare un evento che ci sarà domani, perché era il 1969 quando la comunità
di Orgosolo organizzava la sua marcia su Pratobello. Da allora sono passati 50 anni e proprio domani il comitato Pratobello Kimbantannos organizzerà ancora una volta quella marcia in ricordo di una storia che ovviamente non si deve dimenticare. Una storia che voi raccontate attraverso il canto, mettendo in quei versi tutto l'entusiasmo e soprattutto la passione che avete per la vostra comunità. Grazie al tenore Untanavona di Orgosolo, grazie davvero. Noi stiamo per chiudere la nostra diretta, ma prima vorrei ritrovare sul palcoscenico Nicola Goddi, perché quel ballo che ci siamo regalati prima qua in piazza è stato davvero molto bello e ha trasmesso in diretta l'immagine meravigliosa di una comunità ospitale che si racconta attraverso le sue tradizioni. Lo diciamo davvero molto spesso, abbiamo aperto con il gruppo folk Antonia Mesina, il tenore Untana Vona di Orgosolo, ma sono davvero tante le associazioni che si muovono in questa comunità per raccontare davvero quello che è un passato che va mandato a memoria e soprattutto divulgato. C'è una comunicazione che qualcuno mi vuole fare qui sul lato del palco, un'esclusiva. Vieni qua al centro del palco perché siamo in diretta e non possiamo nascondere niente alle persone che ci stanno guardando. Abbiamo un panzo nostro, a Peppe Mesina, e ad me da piacere andare a zero per la popolazione. Lo facciamo cantare, possiamo, sì? Assolutamente sì, col tenore Untanavona può contare Peppe Mesina. Facciamolo salire sul palco, Giorgio, possiamo mettere i microfoni anche per loro. Nicola, tu stai lì, perché ovviamente chiuderemo la nostra diretta con il ballo in piazza, ma abbiamo il piacere di ritrovarvi, Orgosolo, patria del canto a tenore, e in questo caso vi ritroviamo con un altro componente di questa formazione. Peppe, vieni qua vicino a me, vieni. Vieni qua Peppe, i microfoni li mettiamo, e come se non li mettiamo? Peppe, vieni qua, perché ti vogliamo sentire cantare con il tenore Untanavona. È davvero un piacere ritrovarti su questo palcoscenico. Eri lì al lato del palco, non ti sei perso un verso degli amici del tenore e ovviamente adesso è il piacere di cantare con loro. Però prima di cantare ti faccio fare un bel applauso. Fateci sentire questo applauso per una tradizione che non smette di stupire e soprattutto di emozionare. Tenore Untanavona con la voce, in questo caso, di Peppe. Tu sei minore del mondo, questa virtù sente sentinella. Minore e amando con sa virtù sente prioria. Pieno di amore con sa virtù passarne per la mia pieza saprama, amore meu, e te secondo. El Pidenda da portura
alla brama distillare. Oh, a te mia te amore, a pregna minore e cantati e notte, tardi mando dai a camminare tie. Sacundo sa minare, sa prenda me a ti Saleva su 1989 e te organizza appena da Dio la di stima combatto da minara la digna da poccare a pedaia mamma. Minore, mina cosa bellezza, un vado da tenore, a su pure un tana. Da hundinella tie, da dimando da ia a terminata amore. Da tutto ai se permanenza e poi saluto a tutto i te l'arco danno. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Un applauso per Il canto come strumento della mente, del cuore e soprattutto di emozioni autentiche. L'applauso per il tenore Untanavona e Peppe Mesina. Complimenti, davvero complimenti Peppe, stringimi la mano, bella poesia quella che hai cantato e complimenti ovviamente a voi anche per questo. Grazie davvero, grazie. Noi chiudiamo con un ballo la nostra diretta, ma la festa qui in piazza a Orgosolo ovviamente continua. Io voglio ringraziare davvero il comitato del 1989 per l'accoglienza, l'ho detto più volte e continuerò a ripeterlo, per l'accoglienza che ci ha riservato. Sono dei giovani davvero bravi, dei giovani che indossano le loro tradizioni, che le sentono e le respirano davvero tutti i giorni e si impegnano per portarle avanti. Li aspettano adesso dei mesi dove saranno organizzati altri eventi che racconteremo anche con Sardegna Live. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito in diretta, grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia qui in piazza fino a quest'ora. La Sardegna che ci piace raccontare è quella che abbiamo trasmesso qua da Orgosolo in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo. Buonanotte a tutti, ma soprattutto buona Sardegna a tutti voi. Grazie.
Thank